Più potere ai prefetti per gestire il degrado nelle città, perché i sindaci non sono abbastanza efficienti. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sulla cui direttiva però non concorda né il suo alleato a 5 Stelle Di Maio né l'Anci Nazionale. Con toni meno accesi ma molto fermi, anche la presidente dei sindaci veneti si fa sentire. È necessario, come sempre, avere un dialogo e un rispetto dei ruoli. Ecco, spero che ci siano state delle reazioni un po' così istintive, perché i sindaci ci tengono alla loro autonomia, ma ci tengono comunque a collaborare lealmente con tutte le istituzioni e anche con i prefetti. Poi sappiamo che ovviamente le situazioni variano da città a città, dove ci sono delle periferie, è ovvio che le situazioni si sentono di più e in base anche al numero di abitanti, quindi ci sono situazioni profondamente diverse. I sindaci infatti sono i migliori conoscitori del territorio e delle sue problematiche e difficoltà. Togliere loro questo potere potrebbe essere controproducente. Con i prefetti, tutti i prefetti abbiamo sempre collaborato e c'è stato uno scambio di visioni, quindi dovrebbe essere così, perché chi conosce meglio il territorio e sa i problemi e che li vive ogni giorno e ai quali a noi viene richiesto, a noi sindaci, di risolvere dall'inizio alla fine tutto, anche quando non sono nostre le competenze, allora che venga valorizzato il fatto che a noi si rivolgono proprio tutti e quindi siamo a conoscenza dei fatti. Fare scelte in autonomia senza il coinvolgimento dei sindaci, ecco, questo difficilmente lo possiamo accettare.